Già meglio, così ho la vista della gente che scarica la cacca, ecco, piuttosto che altri camper se parcheggia qua. Adesso vado a mangiare una pizza dal Baffo con Valentino, che sei un tu. Sì, il Baffo è il nome della pizzeria qua di Palmanova, dopo magari viene fuori che il tipo non ha neanche i baffi. Aspetta che adesso ho capito, in un vecchio video ti feci nel senso del solito discorso, il verbo fare al passato, vedere un parcheggio tattico con la vista, diciamo, sulle mura di Palmanova, molto carino eccetera, dove si mettevano dei camper. Quello è ufficialmente un parcheggio per i camper. Tu mi dirai sì, ma il camper può parcheggiare ovunque. Sì, certo, ok, però magari è un parcheggio maggiormente riservato ai camper, della serie che magari le macchine leggono parcheggio camper e non vanno a parcheggiare lì. Ad ogni modo lo trovi sia su Google Maps e sia sulle indicazioni poste qui all'interno dell'area camper. Ma guarda, ero curioso, ero per strada, volevo vedere l'area sosta camper di Lattisana, è attaccata alla stazione dei vigili, è gratuita, c'è il carico e scarico, eccolo lì, e c'è la coppa attaccata e ci parcheggiano anche le macchine, però insomma qua mi sembra che c'è posto per tutti. Beh, approfitto che mi servono due minchiate e vado alla coppa. Vedete comuni a cosa servono anche le aree camper? Se le mettete in un posto tattico, magari vicino al centro o a un supermercato, la gente arriva, fa magari carico e scarico perché magari è di passaggio, non si ferma, cioè, di solito il camperista si ferma, vabbè, non complichiamo le cose, prendiamo l'esempio solo di quello che è di passaggio, quindi io sono l'esempio oggi del camperista di passaggio, si ferma solo per fare il carico e scarico, e vede il supermercato e compra al supermercato, vede il baretto, aveva una voglia di una biretta al baretto e si prende la biretta al baretto, hai capito? Non è per tanto complicato. Ah, che bello questo cane, ah che bel cane, ah che bel sorrisi. E quando vedi 20 litri di vino, gli altri 10 sono là, significa che sto andando a trovare Mirko. Tu mi dirai, ma Singano, dai, dimmi cosa stai andando a fare. Allora, di preciso proprio non lo so, però no vabbè, cazzo lì, sta serio un attimo, stiamo andando a girare la parte di video di S-Tech dove si monterà l'altro DC e dopo un'altra roba che non so, ma farò un video a parte fatto bene. Questo è dietro alle quinte dove te spiego che non capisco niente, mentre dopo nel video quello ufficiale serio mi faccio spiegare robe, no? E dopo ti spiego come che le sapessi, cioè mi faccio spiegare le cose e dopo te le spiego come se le sapessi, hai capito? Cioè faccio una bella figura. In realtà sono ignorante come una capra in materia. Buongiorno a tutti, beh no, quasi tutti. Prima di iniziare questa interessante puntata volevamo approfondire un'altra cosa, adesso non per creare allarmismi. No, questo qua vecchio. Oh, dove ero perso? Ciao Aereo! Dove ero perso? No, non mi sono perso. No. No, per stavolta non era mia far coda. Era coda, ma non mia, perché era davanti. Di solito è sempre da Adrio. Dimmi sono Diego. Porco can. Ah sì ragazzi. Cioè Diego di ADS Tech da batteria litio e te mi dice che se passa a fare il papa. Sì, ma che roba è identico. È vero, Lelu? Se ti vedi del profilo, eccolo qua. Lelu. Ti giuro, ieri sera non che credevo. Dopo approfondiremo questa cosa. Esatto. Nel frattempo, a questo punto, probabilmente la cosa meno interessante è che io, Mirko e futuramente, quindi domani, anche il nuovo Papa sì, Sua Santità. Sua Santità Diego della DS Tech, finiremo il Pullman 5.0. Per finiremo, guarda, ti anticipo già, anche perché poi parleremo di cose più interessanti, quali i dettagli, i funzionamenti di queste cose, installeremo un nuovo DC-DC per andare, due, però ne togliamo uno per metterne due. Tutti e due sotto comando, uno da 30 e uno da 60. Mirko curerà la parte tecnica del preassemblaggio, ossia
tutto ciò che riguarda il discorso cavi. Ecco, dico cavi e dico Mirko assieme, cioè queste due parole messe insieme significa cavi larghi più del tuo pene. No, aspetta, si può dire in televisione? Sì. No. Pulmino prima l'intervento. Aspetta, perché l'ho detto con tono della serie Pulmin prima l'intervento e dopo che arrivava una clip Pulmin dopo l'intervento, invece no, non arriva niente. Ah, ciao. Successo. Qualcosa riusciamo a spesare. Allora, in sostanza adesso cosa stiamo facendo? Io sto riprendendo con la fotocamera. Mirko invece sta tirando dei nuovi cavi per collegare il secondo DC-DC. Verranno cambiati tutti e due in quanto mi pare c'è un modello nuovo, adesso non lo so, comunque vabbè. In ogni caso verrà tolto il mio DC-DC da 60, ne verrà montato un altro sempre da 60 e un altro da 30. Ti voglio intanto già fare lo schema così hai un po' di ordine mentale su quello che succederà e soprattutto un po' di ispirazione nel caso in cui tu voglia un sistema progettato come il mio, che secondo me è relativamente ben proporzionato, a parte magari forse i pannelli si poteva fare un qualcosina di meglio, però vabbè, insomma, quella volta è andata così. Ci sarà prima di tutto un pulsante che mi è stato raccontato ora e che è stato scelto sulla base di un mio vecchio consiglio, ossia la possibilità innanzitutto di avere sempre tutto in manuale, che io sono fissato e sempre più convinto di questa cosa, dopo se mi ricordo ti spiego anche il perché, dove tu sceglierai se, adesso devo ancora vedere sta leva ma il funzionamento sarà così, spento, tutto spento, cioè proprio l'alternatore non carica assolutamente le batterie al litio, le batterie dietro dei servizi del camper, della parte abitabile, ok? Quindi è un po' come se lo usassimo come furgone, per un semplice furgone, quindi l'alternatore carica solo la batteria del motore, ok? E questa è la parte off. Poi c'è la parte 1 che collega solo il DC-DC da 30, questo magari nei casi in cui vuoi più prestazioni del motore o hai magari la batteria giù, quindi dici devo caricare ma poco, cioè sono cose che dopo a pelle impari tu con l'esperienza. Poi la possibilità di scegliere il DC-DC da 60 e poi tutti e due contemporaneamente, che fa 90. Questa cosa provo a anticipartela a grandi linee. Cosa succede? Ci sono alternatori più o meno vissuti, ci sono alternatori più o meno grandi, ci sono batterie motore più o meno vissute e anche più o meno grandi, e ci sono alternatori che partono subito, nel senso iniziano subito a caricare, altri dopo tot giri del motore e altri dopo tot tempo. Cioè possono essere alternatori che tu giri le chiavi del motore e dopo 2 secondi vedi già che inizia a caricare, altri che invece magari ci mettono 1 minuto e mezzo, 2, hai capito? Per quello può succedere, ti faccio l'esempio pratico, concreto, che tu hai la batteria del motore giù, ok? Perché sei stato tanto fermo, hai usato l'autoradio, non importa, hai la batteria motore un po' giù. Dopodiché accendi il motore, sai che la fase di accensione insomma è una cosa un po' corposa, butta giù la batteria, cioè non è accendere un LED, accendere il motore di un furgone, scusa, e pertanto va ancora più giù. Se poi hai questo alternatore che parte dopo 1 minuto, sparo, e accendi anche il DC-DC che gli cava 60 A, cioè ciao, cioè tiri una massacrata la batteria ogni volta, hai capito? Da lì, sulla base della mia modesta esperienza, nasce questa necessità di avere tutto in manuale, in modo tale che tu, conoscendo il tuo mezzo, in base alle occasioni, in base alle situazioni, decidi se caricare oppure no con i DC-DC, se usare quello da 30, quello da 60 o tutti e due assieme. Questo vale anche se tu hai fatto la scelta di avere un DC-DC unico, magari anche solo uno da 30, però dici cavolo, fra un po' sto arrivando al campeggio, non ha senso che mi faccio tirare indietro il motore perché comunque è un consumo, quindi l'alternatore deve lavorare di più, c'è poco a girarsi attorno, ok? E quindi dici lo tengo spento, hai tutta la tua potenza del motore e basta, poi arrivi in area camper o quel che è, lo carichi, oppure dici va, domani sarà una mega giornata di sole, che senso ha che faccio la strada col DC-DC acceso, hai capito? Anche quello è un vantaggio di avere questi aggeggi in manuale. Io credo che ormai l'avete capito perché io vado sempre da Mirko. Esatto, bravi. No,
Flip, I snap, attack, front to back. In this thing called rap. Feel like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind day and night all the time.